Buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa di oggi, mercoledì 24 giugno. Partiamo dando un'occhiata ai quotidiani nazionali. L'apertura è spesso dedicata alla bolla di caldo che sta occupando in particolare il centro Europa, la Francia, il nord della Spagna, il sud dell'Inghilterra. Partiamo dunque dal Corriere della Sera. Centro pagina: il caldo torrido blocca l'Europa. In Francia il caso dei 40 annegati. Guardate questa immagine che ci mostra proprio l'ondata di calore che sta investendo in particolare Parigi e tutta la Francia. E poi in alto la requisitoria dei PM, parliamo del caso Regeni. L'Egitto ha protetto gli aguzzini di Regeni, il giovane ricercatore italiano trovato senza vita in Egitto. Al processo ci sono appunto alcuni 007 egiziani. E poi questioni internazionali: la Premier colpita dalle parole di Trump, ma Meloni e gli USA, la Premier italiana sostiene i rapporti bilaterali non cambiano. E poi vediamo l'ondata di vendite tech, manda in sofferenza le borse, cala SpaceX e poi recupera giù Piazza Affari. È quello che si comincia a delineare come la bolla delle aziende di intelligenza artificiale. Qua in taglio basso vediamo il vigile morto inseguendo un SUV pirata. È successo a Milano, ma questo vigile era di origine siciliana e precisamente di Mazzara del Vallo. Andiamo a vedere adesso la Stampa. Si parla di questioni internazionali in apertura, in particolare della difesa, ultimatum da parte dell'Unione Europea, a rischio 15 miliardi, Meloni dice la politica estera non è Temptation Island, si rafforza intanto l'ipotesi di voto anticipato. Bruxelles dice 1 mese per i fondi SAFE, poi l'assegniamo ad altri. Scontro Giorgetti-Crosetto. Di spalla vediamo rebus nucleare, la tregua fragile tra USA e Iran, l'analisi di Natalie Tocci, lo vedremo meglio nel dettaglio all'interno. La guerra infinita e la rivolta di Gaza, mentre sul piano politico al Cairo proseguono i colloqui sul futuro di Gaza. A Gaza la guerra non è più un evento eccezionale, è diventata una condizione di vita costante. E poi ancora i commenti su quanto sta succedendo a Londra, dove è finito l'impassibile stoicismo degli inglesi, il loro essere così rigido e orgoglioso di fronte ad ogni avversità, e adesso si trovano ad affrontare varie crisi politiche. Andiamo a vedere adesso il Fatto Quotidiano. Covid, la russa striglia Fratelli d'Italia, la Premier rilancia le bufale e poi Meloni teme che Trump scopra il riarmo gonfiato. Secondo il Fatto Quotidiano avrebbero infilato anche le spese per l'arma dei carabinieri. Andiamo a vedere adesso appunto lo scenario internazionale con le trattative sul nucleare in Iran. Washington sblocca 12 miliardi, ma è caos sulle ispezioni dell'Agenzia internazionale per appunto il nucleare. Per Trump saranno perpetue, ma Teheran nega e rimane lo scontro su Hormuz. Dal punto di vista di Washington, scrive il Corriere della Sera, la questione nucleare è il cuore dei negoziati. Infatti nei raid del giugno del 2025 i centri per la ricerca e lo sviluppo dell'atomica sono stati pesantemente bombardati. Allora Trump disse che il programma era stato obliterato, ma invece poi si è scoperto che era, diciamo, ad una profondità tale da essere stato almeno in parte preservato. Varie fonti di intelligence USA hanno riferito che l'Iran è più lontano dalla realizzazione della bomba atomica, ma che ha ancora in dotazione abbastanza uranio arricchito per riprendere, una volta reinstallate le centrifughe, il piano, e quindi altri analisti ritengono che i danni alle infrastrutture scientifiche del regime siano talmente ingenti di aver reso impossibile la ripresa dei lavori. Insomma, una guerra che non è stata da questo punto di vista risolutiva, tanto che la popolarità di Trump paga l'intera vicenda del conflitto costato finora 80 miliardi di dollari. Solo un americano su 4 ritiene che sia valsa la pena impegnare gli USA nella guerra al regime di Teheran. Il dato diventa più lugubre
lugubre per Trump se si considera che anche il 50% degli elettori repubblicani e quindi del suo stesso partito è deluso. Insomma, la popolarità di Trump è al minimo storico, è scesa, pensate, al 34%, non c'è nemmeno un accordo sui fondi sbloccati. E poi la crisi nel Regno Unito con le dimissioni del premier Keir Starmer che ha speso anche qualche lacrima davanti alle telecamere, il racconto del Corriere della Sera su questo addio. Anche Keir Starmer, il primo ministro criticato per il suo fare da robot, ha un cuore e lo ha mostrato nel suo ultimo atto, le dimissioni da premier, con lacrime di delusione ed un abbraccio cinematografico alla moglie Vic. Per lei e per i loro figli gratitudine e promessa: adesso dedicherò il tempo al lavoro più importante, essere il miglior marito possibile per la mia fantastica moglie che è stata una roccia al mio fianco, ed essere il miglior padre possibile. Quindi si apre uno scenario di vita privata, come dire che l'uomo che ha l'affetto della famiglia non sarà un perdente. Difatti il Corriere ci mostra una serie di foto in cui tutti questi personaggi pubblici che lasciano la vita politica si fanno ritrarre accanto a membri della famiglia. Il più celebre, Obama, il presidente USA, insieme alla moglie Michelle, saluta prima di congedarsi dalla Casa Bianca. Ma veniamo all'ondata di caldo che sta soffocando il centro Europa, forse dovremmo dire meglio Francia, Gran Bretagna. È ancora grande caldo per altri 10 giorni. In Italia oggi bollino rosso in 16 città, sono tutte, ve lo dico già da adesso, del centro-nord. Morti anche in diretta, cioè gli annegati, 40 in Francia, coloro che cercano refrigerio nelle acque, forse non essendo ben preparati. Oggi e domani dai Paesi Baschi alla Polonia le temperature arriveranno 12-14 gradi sopra le medie del periodo, e questo andrà avanti ancora per una decina di giorni. Solo venerdì 3 tra il 3 e il 4 luglio le temperature scenderanno sui valori normali e la bolla rovente si sposterà verso Europa orientale. Insomma, in Francia sono attesi 40 gradi in molte città. E ieri è stata la giornata più calda dal 47, quindi immaginate come stanno vivendo queste temperature. Qui le mappe del calore che ci fanno capire come si sta comportando. Vedete, tutta l'Europa del centro-nord è in questo caldo rovente, addirittura il colore usato è un marrone scuro che degrada poi in Italia per poi sfumare nel giallo, quindi temperature sicuramente più gradevoli in Sicilia, e bisognerà aspettare invece il 3 luglio per vedere questa ondata di caldo che si sposta decisamente a est sull'Europa orientale, lasciando un po' di refrigerio al resto d'Europa. E qui c'è il decalogo su come proteggere bambini e anziani, insomma un decalogo che conosciamo bene: bere tanto, almeno 8 bicchieri d'acqua al giorno, mangiare frutta e verdura, stare al caldo, stare al fresco, non uscire all'aperto nelle ore più calde, e questo vale soprattutto per le persone più fragili, bambini e anziani. E poi veniamo alla tragedia del vigile urbano: l'auto in fuga al posto di blocco, il vigile muore nell'inseguimento, è finito fuori strada. Il fermato, che era un albanese alla guida di un SUV, chiede scusa alla sua famiglia e spiega perché è fuggito: aveva addosso un po' di hashish e siccome ho l'obbligo di firma, quando mi hanno dato l'alta sono scappato, non volevo guai. Ma i guai adesso li ha incontrati, perché dovrà rispondere di omicidio stradale. Dietro di lui c'erano infatti 3 moto della polizia, su una c'era Francesco Imprezzabile, agente di 39 anni, 4 in servizio, originario di Mazzara del Vallo, ed è lui che ha perso la vita in questo incidente. E poi la lettera della mamma di uno dei ragazzini morti a Senago, quel gruppo di ragazzi, ben 9 in un'auto, tornavano da un 18°, sono finiti in un canale. E cosa scrive a tutti coloro che hanno scritto post insultando, offese? Scrivo a tutti i leoni da tastiera, scrive questa mamma, Alessandra Calderaro. Avete una vita sociale? Siete stati adolescenti o vi hanno segregati e per questo adesso siete molto frustrati? E ancora, dopo che avete scritto quelle paroline, vi sentirete realizzati?
Sono Alessandra, la mamma di Lorenzo Benin, per tutti Lollo, e ne sono fiera. 17 anni di gioia, ricordo quasi 18. Vi posso assicurare che sono gentile, tutti noi, chi più chi meno, siamo vivi grazie ad una gigantesca botta di fortuna. Le stupidaggini che abbiamo fatto da adolescente o poco più ci avrebbero sicuramente ucciso se non ci fosse stata una piccola deviazione del destino, e rimango dell'idea che quella fortuna vada in qualche modo restituita. Se non si restituisce si diventa una di quelle persone che insulta una madre che ha perso un figlio e non ha un gran futuro, quello che si ha davanti. Cioè dice, è una cosa che è una tragedia che è successa sicuramente per una avventatezza da parte dei ragazzi, ma chi di noi non ha fatto qualche imprudenza e la fortuna ci ha protetto molte volte. E poi il Fatto Quotidiano, questa inchiesta che parla delle indagini della magistratura. Le inchieste sui boss dei PM valgono di più solo al sud, la mafia non esiste perché il CSM ha rimosso 10.000 indagini. E poi parlavamo della bolla dell'intelligenza artificiale da Wall Street a Seoul. L'intelligenza artificiale affonda i mercati, si teme il rischio contagio. I mercati stanno ricalibrando le aspettative sull'intelligenza artificiale. Quello che non ci piace in questi giorni in realtà è un comportamento sano, cioè stanno perdendo quotazioni. E poi l'intervista a Messi, il segreto è il divertimento, voglio dare gioia a chi soffre, il ritiro è lontano, questa nazionale è come una famiglia, insieme ci divertiamo e questo è il nostro segreto, ci piace stare insieme, giocare insieme, vincere insieme. Il passo doble di Messi nella zona mista del Dallas Stadium vale il prezzo dell'attesa, si presenta oltre 2 ore e mezza dopo la fine della partita con l'Austria, dove ha segnato una doppietta che lo ha portato a quota 5 reti nel torneo in corsa a quota 18 ai mondiali come nessun altro, e ad attendere questa leggenda del calcio c'era una folla di cronisti. E allora con questa notizia noi ci fermiamo, c'è adesso una pausa ma torniamo subito dopo per la seconda parte di questa rassegna stampa, cioè per dare un'occhiata ai quotidiani regionali, e tra poco. Benvenuti alla seconda parte della rassegna stampa di oggi, mercoledì 24 giugno, la parte dedicata all'informazione regionale. Partiamo dando uno sguardo alla Sicilia Web, che porta in primo piano l'incidente avvenuto nella notte in una galleria della A18 dove un'auto ha tamponato un bus in panne, è morto un quarantenne. Entriamo all'interno, vediamo se ci fa entrare. Non entriamo, però vi dico che è rimasta ferita anche la bambina piccola, la figlia che era con lui. Ecco, siamo entrati un po' in ritardo. Un quarantenne catanese ha perso la vita in un incidente la notte scorsa sulla A18 nella galleria Taormina, direzione Catania. Era alla guida di una Fiat 16 che ha tamponato un autobus rimasto in panne prima dell'uscita dalla galleria. Nell'impatto la figlia piccola del quarantenne è rimasta ferita ed è stata trasportata al policlinico, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il tratto di autostrada fra Giardini e Taormina è rimasto chiuso con conseguenti rallentamenti. E questa è appunto una notizia. E poi troviamo qui la notizia che riguarda il sindaco di Catania Trantino, che ha assistito alla fuga di un rapinatore. Lui era a bordo del suo scooter e lo ha inseguito anche fin dentro le viuzze del quartiere San Berillo, ma non è riuscito a raggiungerlo. Insomma, un po' sindaco sceriffo, lo vedremo anche poi all'interno. E qui troviamo ancora il vigile siciliano morto a Milano proprio a proposito durante un inseguimento. Ma torniamo alla nostra rassegna stampa con la prima pagina della Sicilia. Anche qua il caldo al centro pagina, e poi l'arresto del sindaco di Spadafora in provincia di Messina, e in taglio basso Paternò brucia il campo dei migranti, tende e capanne tra i rifiuti dei braccianti stranieri che vanno lì per la raccolta stagionale. La Gazzetta del Sud dedica appunto all'apertura all'arresto del sindaco di Spadafora accusato di scambio mafioso.
E agli arresti sono finiti anche i due fratelli Bonaffini, Angelo e Benedetto, ritenuti contigui al clan dei Barcellonesi. Gli inquirenti ipotizzano un condizionamento mafioso del voto per effetto di un presunto appoggio elettorale al sindaco da parte dei due fratelli, che avrebbero procacciato voti all'allora candidato nel 2024, candidato poi risultato eletto, che avrebbe attraverso le sue funzioni messo in atto provvedimenti che dovevano favorire appunto chi gli aveva convogliato dei voti. E poi c'è questo duplice incidente avvenuto sempre in provincia di Messina, in cui hanno perso la vita due anziani che andavano in cerca probabilmente di verdure, un morto a Tripi, un altro a Condrò. A Tripi caduta fatale per Giardino Casella, 77 anni, a Condrò Antonino De Gaetano, 75 anni, è finito con l'auto in un burrone, e lo vediamo in questa immagine. Andiamo a vedere adesso il Giornale di Sicilia. Regione, guerra dei bandi, scintille fra la Lega e l'MPA. Lombardo aveva minacciato la crisi se non fosse stato modificato il meccanismo per assegnare i contributi agli agricoltori. San Martino però è rimasto fermo, non torna indietro sulle scelte fatte. Acque sempre più agitate, già all'inizio di una lunga campagna elettorale. Vedremo nel dettaglio poi in che cosa consistiva questo bando che prevede contributi agli agricoltori e dove si è irrigidito San Martino. L'AFA colpisce anche l'isola, seppure non ai livelli, dicevamo, del nord Europa, dighe piene, timori per caldo e guasti. E poi in taglio basso, festino, parliamo del festino di Santa Rosalia, boom di prenotazioni, siamo all'edizione numero 402 che farà rivivere l'epopea dei re normanni. Per il sindaco La Galla, simbolo di cultura e inclusione, è previsto un aumento del 10% di turisti, soprattutto all'estero. E qui vediamo appunto la querela che contrappone San Martino al Lombardo. San Martino chiude le porte all'ex governatore lombardo, ha respinto le richieste dell'MPA di modificare i bandi sull'agricoltura. Attiviamo investimenti per oltre 1 miliardo, l'obiettivo è chiudere la pagina dell'assistenzialismo. E naturalmente però non si ferma qui. Il Quotidiano di Sicilia invece parla in apertura di emergenza incendi in Sicilia, che parte dall'abbandono del territorio. Secondo l'ISPRA nel 2025 sono andati bruciati 965 km² in Italia, pensate, oltre la metà nell'isola, e da inizio anno è andata in fumo un'area grande quanto il lago di Bracciano. Davvero dati impressionanti. Poi c'è l'indagine che investe la partecipata del Comune di Catania, la Caltanissetta Service, che si occupa di varie attività, tra cui manutenzione di strade e scuole, di erbe eccetera. Sono stati acquisiti degli atti per verificare che siano tutto regolare. Andiamo avanti. C'è invece, arriva questo accordo storico fra Sidra ed STM, la ST Microelectronics, che chiedeva diciamo un maggior apporto di acqua, lo chiedeva da tempo, finalmente è arrivato l'accordo per gli impianti da 3 miliardi. Il piano ha bisogno di adeguato approvvigionamento idrico. E poi c'è qua l'intervista al sindaco di Catania Trentino, che si è lanciato all'inseguimento di un ladro, l'abbiamo visto anche sul sito. Ciriffo, no, in quel momento replico, ho fatto solo quello che avrebbe fatto qualunque altro cittadino con una coscienza civica. Pensate, lui era a bordo del suo scooter e stava trasportando un agente di polizia locale come passeggero, ha visto questo ragazzo scappare tra le urla di al ladro, ha fatto scendere l'agente per non metterlo in pericolo, l'ha inseguito fino a che non è rimasto bloccato tra le stradine strette di San Berillo. Ma sono certo, conclude, che le forze dell'ordine riusciranno a individuarlo. E poi andiamo sempre a Catania. In via Capopassero c'è stato un nuovo rastrellamento, è la risposta, una nuova risposta dello Stato in via Capopassero nel quartiere Trappeto Nord, dopo la sparatoria di piazza Montana, in cui si sono fronteggiate due fazioni interne allo stesso clan Cappello Bonaccorsi, e l'obiettivo è scardinare uno dei fortini della droga più fiorenti della città.
Di spalla vediamo a Gran Michele, allarme grano, prezzi ribassati, raccolto al 50%, c'è una grave crisi fra gli agricoltori. E poi andiamo avanti, nuovi dettagli dopo l'arresto dell'ex medico Burrafato, considerato un favoreggiatore di Matteo Messina Denaro. Nella sua villetta ad Erice, nel giardino si è scavato, sono stati trovati dei reperti archeologici, in particolare delle monete antiche, che era una delle grandi passioni dell'ex boss Matteo Messina Denaro, che ne parlò già nel suo primo interrogatorio nel 23, quando raccontò che a 16 anni aveva ben 700 monete antiche rivendute poi dal padre Don Ciccio in Svizzera. Non tutte, una parte furono trattenute e potrebbero essere appunto quelle trovate adesso nel giardino dell'ex premier. Chi sta morbando l'aria? Priolo Gargallo chiede la verità. La manifestazione spronata da 3 ragazze senza la mediazione politica. Sono gli stessi cittadini che scendono in piazza per chiedere finalmente verità su che cosa stanno respirando, sulla qualità dell'aria attorno agli stabilimenti di raffinazione. E poi vediamo qua di stalla la vicenda che riguarda la tragica fine della cagnolina timida. Ricordate, ce ne siamo occupati anche nei nostri giornali, guardate che occhioni. C'è un processo perché questa cagnolina è stata stritolata da un treno, ma sui binari, a quanto pare, questa è l'accusa, non ci finì da sola. La cagnolina venne portata via dall'area in cui viveva e poi abbandonata nei pressi di un passaggio del treno. Davanti al giudice si sono confrontati i legali delle parti civili, associazioni animaliste e lo stesso sindaco. È la difesa dell'uomo accusato di aver incaricato 2 persone di distruggere i ripari e di allontanare l'animale dall'area. Secondo l'ipotesi accusatoria, il cane sarebbe stato abbandonato nei pressi dei binari dove il treno l'avrebbe appunto arrotato. Si ipotizza che desse fastidio agli ospiti delle B&B di cui lui era appunto il proprietario. E poi brucia il campo dei migranti stagionali a Paternò, questa tendopoli che accoglie, ma accoglie è una parola grossa, questi braccianti stagionali che si accampano in pessime condizioni, anche a causa del caldo c'è stato un incendio, si contano 3 tende completamente distrutte. Da anni si cerca una soluzione per dare un posto dignitoso ai lavoratori agricoli. E poi il caso della naturopata licenziata dal Policlinico, dopo la bufera a livello nazionale è stato sciolto il contratto, richiesta di risarcimento danni alla professionista, l'accusa è che si è autopromossa. Andiamo ad Agrigento, trasporto acqua, tariffe improponibili, spuntano i forbetti delle secondo case, gli utenti segnalano anche delle autobotti abusive che consegnano di notte per schivare i controlli delle forze dell'ordine. Insomma, c'è qualcosa che non continua a non funzionare ad Agrigento. A Messina va avanti il piano per riprendersi il litorale. Piano ambizioso che parte dalla bonifica di Mare Grosso, questo quartiere di Messina che si affaccia sul mare ma che era tagliato fuori dal centro perché in realtà si affacciava una zona industriale. A breve partirà la gara d'appalto per l'eliminazione di fabbricati e materiali contaminati. Era una sorta di discarica che adesso dovrebbe essere riqualificata e cambiare davvero volto. E poi siamo a Palermo, botteghe Alab, la rivolta degli artigiani chiusi per delle irregolarità nelle autorizzazioni. I rappresentanti dell'associazione hanno incontrato i consiglieri per chiedere un tavolo permanente e riaprire prima possibile. E poi c'è l'ordinanza che prevede nuove regole per gli artisti di strada che si esibiscono appunto sia a Palermo ma in varie città. Fra le nuove regole c'è esibizioni consentite per massimo di
di un'ora nello stesso punto, obbligo di spostarsi di almeno 150 metri o di osservare una pausa di 30 minuti prima di tornare nella stessa posizione, divieto di spettacoli nei pressi di ospedali, case di cura, scuole durante l'orario delle lezioni. Siamo in chiusura, l'ultima notizia ci porta alla pagina sportiva perché al Catania è sempre Toto allenatori, Emilio Longo resta in pole ma ritorna d'attualità in nome di Fabio Caserta. Sono ore decisive, l'AD rossazzurro ha assicurato che la scelta del nuovo tecnico è ormai imminente, i tifosi se lo augurano. Ci fermiamo qua, grazie per averci seguito, a tutti una buona giornata.